Oggi ci troviamo a Follina davanti all'abbazia di Santa Maria e cercheremo di conoscere questo importante sito fondamentale per il culto mariano, accompagnati ancora una volta da Danilo Riponti, avvocato e storico del Medioevo. Questa abbazia sorge per la devozione mariana. Sorge nel cuore del Medioevo. L'insediamento originario probabilmente è benedettino. Forse i monaci di San Fermo di Verona sono i primi occupatori di questa area. Ma nel 1146, secondo un grande storico cistercense, il De Vische, il 29 maggio del 1146 arrivano in questo sito i cistercensi. I cistercensi sono un ordine riformato benedettino che nasce a Citeaux, Cistergium in latino, ed esprimono la più alta spiritualità teologica del Medioevo. La presenza dei cistercensi prima e molto dopo la presenza dei serviti dell'Ordine dei Servi di Maria rappresenta splendidamente il culto particolare riservato alla Madonna in questo sito. San Bernardo, oltre a essere il più raffinato teologo del Medioevo, sappiamo che fu definito il dittatore intellettuale addirittura della cristianità nel periodo medievale per la potenza incontrovertibile delle sue tesi. Aveva anche delle teorie architettoniche per meglio esprimere la spiritualità. Amava le pareti spoglie, non amava le decorazioni, la luce e il chiarore dovevano essere i centri della attenzione, della concentrazione monastica, che non doveva essere distratta dalle immagini. Qui abbiamo un esempio praticamente perfetto. Abbiamo un portale che rappresenta la storia dei cistercensi. È una chiesa originaria del 1200, però questa forma di chiesa, questa struttura tipicamente cistercense, risale al periodo fra il 1305 e il periodo successivo, il trentennio successivo, il 1335. I due abati protagonisti di questa straordinaria, magnificente opera sono Gualtiero da Lodi nel 1305 e Nordio da Treviso nel 1335 esauriscono questa splendida chiesa. Ma un po' prima un abate, famoso abate Tarino, sempre cistercense, realizza un chiostro quasi unico per la sua bellezza e il suo fascino. Questa targa ricorda la realizzazione del chiostro da parte dell'abate Tarino nel 1268. Rappresenta la testimonianza della nascita di un chiostro che per certi aspetti è unico anche nella stessa architettura sacra cistercense. La caratteristica è che potrete notare che tutte le colonne sono assolutamente diverse, che tutte le colonne sono assolutamente coperte da simboli, che tutte le colonne si rapportano in una struttura quadrata a un centro dove l'acqua, la sorgente della vita, diffonde la benedizione divina verso il creato. Tutta questa complessità e questa diversità rappresenta una epifania simbolica dell'intero creato. È come un libro aperto simbolico naturalmente, sulla creazione. E il monaco che viveva nel chiostro tutte le ore della sua devozione religiosa aveva modo, attraverso proprio il pellegrinaggio, il girare nel chiostro, di cogliere enormi, profondi messaggi sulla spiritualità propria dell'ordine cistercense. La sede dell'abate attribuisce all'abbazia, cioè al complesso monastico sede dell'abate, una giurisdizione e una autonomia rispetto anche al potere vescovile, alle diocesi. Questa era un'abbazia ed era un'importantissima abbazia. Questo è il simbolo dei camaldolesi, cioè dei benedettini della particolare devozione benedettina di San Romualdo da Sant'Apollinare. I camaldolesi sono rimasti qui, chiamati nel 1573 circa, per dare continuità ai servizi religiosi dell'abbazia, e restano fino sostanzialmente alle violenze napoleoniche che travolgono anche Follina e determinano la chiusura dell'abbazia. Poi dal 1905, con una felicissima intuizione, arrivano i Servi di Maria.
Un ordine medievale antichissimo, 1233, la fondazione dell'ordine da parte dei 7 savi fondatori, che erano 7 laici, che per una particolare devozione alla Madonna lasciano praticamente le loro occupazioni e si dedicano a una vita religiosa, una vita contemplativa, alla ricerca di Dio. Arrivano qui e da allora sono state le guide spirituali di questa abbazia. Nell'altare maggiore della chiesa dell'abbazia di Santa Maria di Follina si trova l'immagine della Madonna. In questo caso parliamo della Beata Vergine di Follina, che già da prima dell'anno 1000 aveva una grande forma di devozione da parte dei cittadini di Follina e del quartiere del Piave, un'immagine importante e significativa del culto mariano. Anzitutto, una prima considerazione sull'abbagliante bellezza dell'Ancona, che è molto simile a quella di San Zaccaria a Venezia, quasi identica, e ospita questa figura di Madonna scura, ed è una Madonna dalle forme particolari, anche dalle forme iconografiche molto particolari. Si ritiene che questa Madonna sia una statua dell'VIII secolo. Si è detto che potrebbe essere opera di una manifattura longobarda, sempre dell'VIII secolo, ma che comunque sia ispirata a quel tipo di tema iconografico. È il centro della spiritualità, è il centro della devozione di Santa Maria di Follina. Santa Maria di Follina ha senso come centro di spiritualità proprio nella misura in cui vi è la devozione alla Madonna. La devozione alla Madonna, che è al centro dell'Ancona, si propaga poi su tutte le forme bellissime di questa chiesa abbaziale. Ci sono 2 cose da dire. Anzitutto, l'intero edificio echeggia alla Madonna, anche archeoastronomicamente. Perché? Se voi guardate, la chiesa non è in asse con l'abside. L'abside ha un asse leggermente spostato rispetto alla chiesa. L'abside, l'altare, occupava l'est, il sole che sorge, e l'ovest era lo spazio mondano, era lo spazio dove la luce proveniente dal sole che sorge, dal Cristo spirituale, doveva inondarsi. La leggera, diciamo seppur impercettibile, disallineatura è probabilmente legata al fatto che l'asse dell'abside, sempre rivolto a est, ma ha l'orientamento preciso del 25 marzo, cioè dell'Annunciazione. Archeoastronomicamente, tutta la struttura dell'edificio richiama all'Annunciazione, che era una delle 4 grandi feste mariane nel Medioevo.